Buongiorno a tutti amici, mezzogiorno e 5 e siamo ancora in camera. Lavoro 3 ore, nuoto mezz'ora, Rita allenamento 1 ora, Dado studio 4 ore. 4 ore. Dalle 8 del mattino. Sì, ti credo, non vedrai. Comunque stiamo uscendo, drone appresso, sembra che ci sia oggi anche un po' di sole, nuvole ce n'è sempre, Però andiamo a visitare oggi una nuova spiaggia, un'altra spiaggia. Rita sta uscendo, la aspettiamo. Ti fai sempre attendere come una regina. Eccola qui, dicevamo, è uscita. Buongiorno Rita, allenata, docciata, codine. Andiamo a fare un giro. Andiamo. E ce la prendiamo con calma, tranquilli, ci facciamo le cose che dobbiamo fare. Facciamo così. Certo. Ieri insieme a Massimo e Alessandra abbiamo fatto già i biglietti per andare a visitare Koh Abbiamo preso un'altra stanza lì, rimarremo 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Davide farà la scuola sino al giovedì e il venerdì mattina si parte e visitiamo un'altra isola e a detta di tutti è molto molto bella, molto selvaggia. Ci piacerà e vi piacerà. A un mese imparerà. Abbiamo fatto il pieno, così siamo tranquilli e liberi di girare quanto vogliamo. Comunque 29 minuti di scooter per arrivare in questo posto. Dobbiamo salire sulla montagna più alta di Koh Phangan e riscendere dall'altra parte, quindi attraverseremo tutta la giungla. Sarà anche molto bello da filmare. La giungla dall'alto, che boschi, che fitta che è. Purtroppo la strada è molto brutta e dobbiamo lasciare lo scooter qua, vedete? Vietato. Quindi scendiamo a piedi 2 chilometri per visitare questa spiaggia che voglio farvi vedere oggi. E poi dovrebbe esserci un taxi però che ci riporta su a rientro. Questo se l'è tentata in scooter e chissà se ha fatto bene. Forse sì. È ripido ragazzi, però con lo scooterone 160 sali come niente. Vedi, è difficile, pattina molto ed è caduto. È ripido, Devi tornare indietro. Okay, good. That's it. Make it straight, as much as possible. Straight? Yes. Vieni You indietro. must stop straight. Ok, tranquillo. Ok, molla. Così. Metti molto il sale. Prova. Va. Vai, go, 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 go. Vai!
un po' di ammaccature e graffi, ma ce l'ha fatta. Era spaventato questo ragazzo, è caduto, si è fatto male, stava sanguinando e non riusciva a salire. Era anche un po' imbranatino, bisogna ammetterlo. Tutto storto, saliva, non riusciva, doveva dare gas e salire, c'è poco da andare piano. È ripido, eh? Sì, era ripido. È ripido e scivoloso. È scivoloso, scivoloso perché ha piovuto. Sì, Infatti è quel argilla. ragazzo ha avuto problemi perché ha piovuto. E vai in spiaggia, però perché qua c'è scritto Basso di un po' di strada che scende. Hai mai visto una giungla così, Rita? No, mai. Bellissimo. Forse mai, vero? Mai, no, mai. Boh, sto pensando adesso, dove abbiamo visto qualcosa di... No, giungla non ne avevo mai visto. C'è un caldo spaventoso perché poi ha piovuto e c'è un'umidità pazzesca, spogliatevi. bisogna spogliarsi. Sono zuppo. Grandissimo. Quanti gradi ci saranno adesso? Tipo 30? 34 con umidità al 100%, sono bagnato. Zuppo. Io non sono bagnato, ma Ci spogliamo tutti, c'è troppo caldo. Eh sì. Impossibile e pericolosissimo avventurarsi in questa giungla. Chissà tutti gli animali, insetti che ci sono, scorpioni. ma poi è troppo fitta. Ma poi è Non fitta, me la entrare. è impossibile davvero. Guarda come sono attaccati tutti gli alberi. Dopo questa giungla e questa passeggiata, chissà che spiaggia troviamo e che posto troviamo. Sarà qualche paradiso terrestre, sicuramente. Sì, probabile. Poi con questa strada non penso che ci sia molta gente. Speriamo che si possa anche mangiare, che Davide deve pranzare. Anche noi, ma lui ha bisogno proprio del cibo. Siamo in spiaggia. Che posti. Ci troviamo a Bottle Beach. Wow, e c'è tutto per fortuna. Guardate che posto, ragazzi. Guardate. Ragazzi, avevo appena cominciato a fare una dronatina e ha cominciato a piovere, ma siccome dobbiamo rimanere tutto il giorno qua, avrò di nuovo tempo. Non c'è fretta, tanto qui piove, poi riesce il sole, quindi la proseguiremo dopo. Bello? Selvaggio, eh? Sì, spiaggia bellissima. Comunque ragazzi, che posto è? Ci prendiamo da mangiare? Ok, vediamo cosa c'è di buono. Rita. Sì, io no, aspetta Che un dici? attimo, non mettermi in fretta. No, però che dici? Abbiamo ordinato nel frattempo che arriva il cibo, ragazzi. Vi faccio vedere altre due immagini di questo paradiso terrestre. Sicuramente qui c'è anche una barca che ti porta in un'altra spiaggia, probabilmente così, se non ricordo male qualcuno mi ha detto così. Questa barchetta che c'è qua, non li avevo visti, e qua ci sono anche i bungalow. Che bello il bungalow qua, chissà quanto vogliono. 2 giorni in questa spiaggia con il ristorantino a fianco e vivendo in uno di questi bungalow. Questa barca sta partendo, chissà dove li porta. Questa è la vista che hai dal terrazzino.
A noi è arrivato, a me ha dato super piattone di pollo, E il uovo, verdure e riso. perfetto, ordina sempre lo stesso. Lo so che lo vuoi. Lo so. Tu. Adesso Rita dormiamo, Super pranzetto fatto, ci rilassiamo. Stavamo quasi per dormire, in 2 secondi si è annuvolato tutto, sta arrivando un temporale pazzesco, guardate. Come si sta? Se inizia a piovere di più faccio così. Siamo riusciti anche a dormire mezz'oretta, Rita sta continuando a dormire, ma con Dado ci facciamo una passeggiata. Tutto in mezzo. Che delusione. Sentiamo Dado, quanti gradi può avere quest'acqua? Può essere quest'acqua? Boh, 25. È proprio calda, che bella. No, sto da bravo qui. Voglio dormire qui attaccata. Se provi a portarmi quest'acqua, guarda, faccio un casino,
carino questo gattino. Questo gattino bianco e rosso. Mi ha preso coccole? Sì. Mezz'ora. Bene ragazzi, si rientra. Ai mamma che sei atletica. Forza e coraggio ragazzi. Vuoi là? Ok. Si parte quindi 200 baht in 3. Va bene, va benissimo. Di più non gliene avrei dato. Fosse a testa. No, a testa è troppo. Bello in macchina, 2 secondi e siamo di nuovo allo scooterone. Adesso mette le ridotte perché dobbiamo affrontare salitoni ripidi e viscidi perché sono ancora umidi. Mamma mia, mi sto tenendo come manco così. Questa è bella ripida e questa è dove il ragazzo stamattina non riusciva a salire con lo scooter. Siamo finiti in un'altra meravigliosa spiaggia, ma davvero meravigliosa. Che bei bicchieroni. Grazie. È bello il tuo. Mango e banana for me. Thank you. Questi sono succhi di frutta reali e non come quelli che compriamo in bottiglietta nei supermercati. E qua spremono frutta. È una vera angoscia. Certo. Comunque questi frullati, queste spremute, questi succhi, chiamateli come volete, sono di una bontà assurda. Di frutta fresca, vera, appena tagliata e frullata. Che bontà ogni giorno, neanche più birra sto bevendo, solo questi. Adesso 23 minuti e siamo di nuovo nella nostra ubicazione. Ciao caro, Popo Crab. Iya, ciao chú, makasih. Woi, chú lẹ còn gần. Facendo buio ragazzi, vi attraversiamo la giungla appunto di notte. Siamo pronti ragazzi e siamo già arrivati. Oggi ragazzi mangiamo paninazzo imbottito. Anche oggi ragazzi la giornata è finita, ci salutiamo sempre qui al buio e ricordatevi che mangiata, un maxi cheeseburger con patatine è stato davvero gratificante. Eccoti qua, com'era il panino? Molto molto buono. Ok, ci vediamo. Tomorrow. Ciao.
Buongiorno a tutti amici, buongiorno da una Thailandia sotto l'acqua. Non è una novità, Stava piovendo tutta la notte e io sto uscendo, sono le 7:30 e sto uscendo per andare a comprare 2 tramezzini, perché ieri mi sono dimenticato di comprare il formaggio e quindi mangiare un panino solo con una fetta di prosciutto è triste. Tanto costano pochi centesimi. Dovrebbero venderli proprio qua dietro appena esco. Vediamo se li trovo. Thank you. Alla fine ho comprato riso, uova in camicia che le mischiano al riso e delle verdure. Rientro in camera e mangio e ho speso 60 baht. 1,50 euro forse. Inizia a piovere ragazzi, giusto in camera, mi metto nel mio terrazzino. Adesso bisogna vedere come mangiano loro queste buste, bisognerà aprirle in un piatto, noi non è che qui siamo organizzati. Vedete ragazzi cosa fanno? Mettono nelle bustine queste verdure con carne, riso e uova. Ma ne devi mangiare altro, Oggi si va a informarsi per i visti, perché dovete sapere, aspettate, vi faccio salutare anche Rita e Dato. Buongiorno. Ciao. Perché dovete sapere che il visto turistico normale, base, non lo so come chiamarlo, un visto turistico è di 2 mesi più 1. Entro la fine dei 2 mesi bisogna andare in un ufficio e richiedere il terzo mese. E fare la domanda per il terzo mese. Finiti i 3 mesi però devi uscire dal paese. Adesso invece vado a informarmi degli uffici appositi per vedere se c'è la possibilità di rimanere anche oltre i 3 mesi, magari pagando una cifra o magari compilando qualche documento, perché l'altra possibilità è di uscire dal paese, quindi uscendo dal paese e rientrando ti timbrano di nuovo il passaporto e hai di nuovo diritto a 2 mesi più 1, che è quello che fanno tutti ed è quello che faremo anche noi se decidiamo di rimanere oltre i 3 mesi. Si esce dal paese, si va in Cambogia o si va a sud in Malesia, si va comunque in un altro stato, si esce e in giornata si rientra e abbiamo risolto. Comunque andiamo insieme. Ci vediamo dopo, ok? Ciao, a dopo. Ciao, a dopo, vado a informarmi per queste cose, a dopo. Questo perché essendo entrati il 20 novembre, il 20 febbraio scadono i nostri 3 mesi e noi il 20 febbraio non vogliamo rimanere o ritornare al freddo dell'Italia o della Sardegna, quindi vorremmo magari rimanere altri 2 mesi e dobbiamo per forza informarci. Questi sono i centri ragazzi, vedete, Visa si chiamano. Adesso entro col traduttore italiano-thailandese e provo a spiegare cosa mi serve. How long more? Bene ragazzi, abbiamo capito come bisogna fare. Si può richiedere un visto, ma bisogna richiederlo dall'Italia tramite internet oppure recarsi in un'ambasciata italiana. Quindi da qui non è possibile. L'unico modo per rinnovare il visto è uscire dal paese. Quindi noi entro i 3 mesi prenderemo un volo, un pullman, andremo in Cambogia, in Malesia, da qualche parte e poi rientreremo e così hai di nuovo diritto ai 3 mesi. Adesso prendo Dado e Rita e andiamo a pranzo. Dobbiamo andare a pranzo? Sì, ti ho chiamato per quello. Mi stava facendo tardi. Ciao amore. Amore, mettiti il pantaloncino. Andiamo in un posto dove mangiamo sempre molto bene, le porzioni sono abbondanti e si spende davvero niente. Con 5,3 euro pranziamo. L'altro giorno abbiamo cenato con 1,50 euro a testa. Poi Davide alla scuola e io e Rita andremo a prenderci un'oretta di nuvole o di sole se esce. E poi
E poi stasera dovremmo uscire con Roberta, quella ragazza che abbiamo conosciuto qualche giorno fa al mare. Comunque la settimana sta scorrendo e venerdì, sabato e domenica andremo a visitare un'altra isola, non vedo l'ora. Rita è già in costume, già pronta Sì, sì, io sono già. per la spiaggia. Cioè, Fatto bene. Vabbè, io come torniamo per portare Davide in camera per fare la scuola mi metto un costume. Ci siamo, il nostro tavolino. Rita pad thai vegetale e uova, è uova. e io invece noodle con pollo e uova. Dado non lo sappiamo, sta scrivendo. Io sto scrivendo. Il riso con l'uovo. Pranzo finito, abbiamo già lasciato Davide in camera per la scuola e noi ci prendiamo 2 orette di sole. La nostra spiaggetta privata per starcene un po' tranquilli, tanto le altre spiagge le abbiamo più o meno già visitate tutte. Ci manca qualcosa e poi possiamo anche lasciare quest'isola. Abbiamo sempre il cagnolino che abita qua sopra, ogni volta che ci vede arrivare si sdraia con noi. Ragazzi, si va a fare un giro perché sole non ce n'è. Ci siamo rilassati, abbiamo anche dormito un po', siamo soli, il posto è magnifico. Però ci facciamo un giro e andiamo a vedere se scopriamo una spiaggia nuova, così da farvi anche vedere. L'isola l'abbiamo quasi interamente esplorata. Ci mancherà qualche posto carino da vedere, ma bene o male abbiamo visitato tutto. Sono quasi pronti per Natale qui, tante luminarie. Alla scoperta di un punto panoramico, andiamo a vedere. Qualcosa, ragazzi, si scopre sempre, come diceva Rita poc'anzi. Guardate che bella spiaggia e che bel posto abbiamo scoperto. Qui bisogna venire con il drone e vederla anche meglio, perché merita. The white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors. Quindi ragazzi, domani pomeriggio scuola di Dado come sempre e noi veniamo qui col drone, ci godiamo la spiaggia, questo mare bellissimo perché qua è stupendo, e vi facciamo anche vedere una dronatina, che ne dite? Il posto è incredibile, scoperto adesso
8 di sera, pronti per andare a mangiarci un bel pesciolone. Dobbiamo fare una decina di minuti in scooter e incontreremo anche Roberta. Abbiamo già incontrato Roberta per strada, lascio Davide e Rita un secondo e vado a prenderla, così le faccio risparmiare una camminata. Buonasera, buonasera Roby. Adesso ho preso anche Roby, Rita e Dado ci stanno aspettando e ci facciamo una bella mangiata. Non sappiamo di cosa. No, probabilmente pesce, noi pesce. Se ce n'è, perché li cucinano, magari vanno a ruba. Eccoli qua. Sono troppo contenta, lo dicevo prima a Ro di stare con voi, veramente ho parlato a mamma di voi e mi sento capito, non mi è mai capitato, cioè incontri ragazzi in viaggio, incontri famiglie insieme che ti fanno sentire parte della famiglia, cioè, no? Ragazzi, questo è un market straordinario con tanto cibo buonissimo. Ragazzi, io ho preso pollo, patate, piccantine con riso e un uovo. Facciamo lo stesso? Beh, alla fine Dato abbiamo scelto bene. Pollo, riso, uovo e patate, buonissimo. A me piace troppo mangiare così. Ragazzi, siccome siamo con Roberta, l'ho presentata, ve l'ho fatta vedere, ma voglio anche farvi raccontare da lei perché qui, chi è, dove sta andando, va bene? La intervistiamo un minuto. Roby, raccontaci. Ok, una napoletana 26enne che circa 3 mesi fa ha deciso di lasciare il suo lavoro da infermiera. Non perché non mi piacesse, anzi lo amo ed è un lavoro che in realtà ti porti dietro sempre in ogni momento della tua vita, in ogni posto nel mondo, ma perché non sono Roberta l'infermiera, sono Roberta che coltiva 1000 hobby, tante passioni e che ha una voglia matta di conoscere il mondo attraverso lo spostamento, che sia breve o lungo non ha importanza, purché assecondi questo desiderio di viaggiare. E non mi pesa assolutamente stare a lungo fuori, sono partita solamente un mese fa e ho scelto la Thailandia come questo primo solo trip intercontinentale, ma durerà tra i 6 e gli 8 mesi. E sono felice, mi riempio gli occhi di bellezza costante, incontrando persone bellissime e appunto mettendomi in gioco, scoprendo i miei limiti, talvolta magari superandoli. Questo vuol dire tanto. Uscire fuori dalla propria zona di comfort credo sia fondamentale per migliorarsi, ecco. Innanzitutto complimenti per questo viaggio, complimenti perché sei una ragazza molto giovane, 26 anni, non è da tutti intraprendere viaggi così in solitario. Quanto tempo rimarrai in Thailandia e la prossima destinazione? Resterò in Thailandia per ancora una decina di giorni, forse 12, insomma qualcosa così, perché proverò l'esperienza di appunto stare in un monastero buddista e vivere con i monaci, la loro quotidianità, e dopodiché conto di trascorrere il Natale e il Capodanno in Vietnam, quindi spero di riuscirci. Un biglietto aereo già c'è, quindi senza dubbio sarà il Vietnam la mia prossima destinazione. Ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo viaggio, divertiti, scopriti, è davvero buon viaggio, divertiti. Grazie, soprattutto divertiti, Rob. Complimenti. Lasciate un like, iscrivetevi. Of course, un like senza dubbio. Ragazzi, bella serata, adesso rientriamo a casa, proviamo a rientrare in 4 e come consiglia
il codice della strada thailandese. Io ho visto thailandesi in 6 in motorino. Quindi in 4 siamo in regola. 4 va bene. C'è spazio dietro? Per altri 2. Adesso ci fermiamo e li carichiamo 2. Arrivavi messaggio? Non credo. No, noi loro alle 7:30 sono in piedi. Ok. Io oggi alle 8 ho fatto così. Ragazzi, vi salutiamo dal nostro terrazzino. Anch'io. Anche Rita, bellissima serata in compagnia di una dolcissima ragazza di 26 anni. Pensate quanto è straordinaria. Poi ci stava Splendida. raccontando di tutto, dolcissima. Laureata con 110, diplomata con 100. Così è giusto per dire, non perché ci impressionino i titoli, però è proprio una ragazza in In gamba. gamba, sì. Ci rivedremo domani mattina perché le ho prestato lo scooter e rientra a casa col nostro perché domani parte. Quindi ritornerà qui, mi renderà lo scooter e poi proseguirà il suo viaggio. Buonanotte a tutti amici, ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao ciao.